Parliamo degli Stone. Io avevo assistito all'inizio di quest'anno alla presentazione del progetto per il rifacimento di questa importante parte del centro storico, però ad oggi non è iniziato nessun lavoro. Come lei saprà. Come lei saprà, ormai è una persona che è attenta alle dichiarazioni che fa l'amministrazione e agli atti che fa la stessa. Il Comune di Portogruaro ha circa 10 milioni di euro indici a disposizione, 4 milioni e 4 erotti, l'ho già detto più volte, di avanzo di amministrazione, ha venduto le azioni dell'azienda trasporti, ha circa 3 milioni di euro da parte di contributi regionali per la compartecipazione alla realizzazione di opere pubbliche, però con la finanziaria e con il provvedimento anche dell'altro giorno le risorse del Comune di Portogruaro, pur essendo un comune virtuoso, non le può utilizzare. Cioè nel senso che il patto di stabilità impedisce all'amministrazione comunale di spendere anche le risorse che ha. Quindi il problema degli Stone è fermo in attesa che ci possa essere la possibilità da parte dello Stato, non tanto della Regione, da parte dello Stato ci dia la possibilità di spendere risorse che sono dei cittadini, che ci impedisce di investire. Quindi il problema degli Stone sarebbe già partito, sarebbe già stato forse anche realizzato per certi versi, se il governo centrale ci ritornasse l'autonomia che ci è dovuto anche per rispetto della Costituzione. Quindi io mi auguro che la pressione che stiamo facendo come sindaci, la pressione che stiamo facendo come amministrazione in genere, come lo sta facendo la provincia e le regioni, si sblocchi questa situazione e ci consenta di poter rispettare anche gli impegni elettorali che noi abbiamo fatto nel momento in cui ci siamo presentati alle elezioni. Ma una volta che verrà terminato il rifacimento degli Stone, sopra gli Stone verranno comunque le bancarelle, i mezzi degli ambulanti, o ci sarà anche lì una... Allora, noi abbiamo già un piano del mercato che non è stato ancora attivato per tutta una serie di ragioni che sono legate anche per esempio alla realizzazione degli Stone o della pavimentazione, nel senso che nella riorganizzazione del mercato è previsto che la piazza rimane libera, quindi il mercato si dovrebbe sviluppare verso via Bazzia di più, verso il parcheggio verso San Giovanni, verso il parcheggio di San Tommaso dei Battuti, dovrebbe risolvere alcuni problemi, per esempio delle bancarelle che oggi sono sull'ingresso del municipio, proprio all'entrata del municipio ci dovrebbe risolvere i problemi anche per, come posso dire, dare la possibilità agli operatori del centro storico di poter tenere il plateatico per poter svolgere la propria attività anche all'esterno dell'immobile stesso. Pensiamo al ristorante qui fuori al Pozzo, che ha quella parte esterna dove viene utilizzata come ristorante, che deve tirar via ogni giovedì per dare la possibilità agli operatori ambulanti di poter svolgere la propria attività. Quindi, restando alla sua domanda, nel momento in cui noi faremo questi investimenti, ovviamente la piazza sarà libera, non ci sarà il mercato all'interno della piazza, così come i mezzi pesanti, che sono quelli dei prodotti deperibili, non saranno più, dobbiamo stare attenti di collocarli dove non c'è il rischio che si danneggino il pavimento. Esatto. Cioè, ci sarà uno spostamento totale degli ambulanti. Ho sentito alcuni, no, che sono qui nel centro, in piazza, loro non vorrebbero per esempio spostarsi magari in Borgo San Giovanni o ancora più in periferia. Noi abbiamo fatto un percorso partecipato con le associazioni di categoria alcuni anni fa, poi mi pare anche abbastanza condiviso, avevamo trovato delle soluzioni molto adeguate. Adesso le dobbiamo riprendere, perché è probabile che qualcosa sia cambiato rispetto al tempo in cui abbiamo preso questa decisione. Abbiamo dato mandato proprio un mese fa circa al settore attività produttive e al comando vigili di fare una verifica per il momento, per trovare una soluzione, intanto che è legata all'utilizzo di Borgo San Giovanni, quindi a riportare il mercato anche a Borgo San Giovanni, e proprio per risolvere una serie di tematiche che sono correlate al centro storico e alle attività del centro storico. Quindi, e successivamente faremmo
una revisione del mercato coinvolgendo anche tutti gli operatori e lì vedremo se verranno confermati gli indirizzi che già erano stati dati o se avranno bisogno di qualche ritocco. Comunque ci sono anche delle regole da rispettare, capisco che quando si fanno queste operazioni ci possono incontrare delle difficoltà perché le attività commerciali tendono, seppur ambulanti, tendono a rimanere sullo stesso luogo perché hanno la loro clientela, perché sono visibili in alcuni posti e in alcuni altri posti hanno bisogno di, se vengono cambiati hanno bisogno di un tempo di avviamento, però voglio dire, la razionalizzazione del mercato è una delle attività che noi avevamo previste nel programma elettorale e che vorremmo portare avanti così come la pedonalizzazione del centro storico.